ridevano, proprio avevano il sorriso in faccia, non la goduria, specialmente quello che aveva spinto mio fratello aveva un sorriso proprio da ebete, ma che godeva proprio nel prendermi la gola, tirarmi la sberla e tirarmi per la maglietta. Poi tutti gli altri che sono arrivati, c'era gente che sentivo che anche rideva, proprio gente che era felice di questa cosa. Diabolici veramente, proprio non sorrisi umani, diabolici veramente, il termine esatto. E hanno vissuto proprio l'inferno i due fratelli di 14 e 16 anni del Vittoriese aggrediti dal branco nella sera conclusiva dei festeggiamenti di Sant'Augusta, sequenze concitatissime, ora al vaglio delle forze dell'ordine, vista anche la presenza di telecamere e di alcuni frame. Sono le 11:30, c'è ancora gente a Serravalle, sono gli ultimi giri sul Tagadà, quando il più piccolo dei due fratelli viene colpito violentemente da un ragazzino di colore con un calcio. Il maggiore assiste alla scena e una volta sceso anche lui dalla giostra prende le sue difese. La persona che ha spinto mio fratello subito dopo è arrivato vicino a me e la giostra stava ancora andando, mi ha tirato una violenta sberla in faccia e mi ha strappato la maglietta. Allora là io istintivamente gli ho detto che cazzo fai? Proprio perché mi ero arrabbiato. Allora lui mi ha strangolato la gola e mi ha tirato un cazzotto in pugno. Dopodiché quando siamo usciti sono arrivati subito dei suoi amici. Amici che nel giro di pochi secondi diventano una quindicina, buona parte stranieri e di seconda generazione. Con i fratelli accerchiati e messi all'angolo scatta un secondo tempo di violenza. Quindi ho preso mio fratello, mi sono messo sulla ringhiera, ho fatto da scudo umano e da uno che avevo parlato con lui perché stava spingendo mio fratello sono diventati in 15 che hanno iniziato a picchiarmi, a tirare pugni, calci, sberne, graffi. Altri mi strangolavano la gola e altri mi tiravano proprio perché volevano prendersela con mio fratello. Arrivano dei volontari che separano i ragazzi, i due fratelli tornano a casa ma non viene fatta nessuna segnalazione, circostanza che lascia l'amaro in bocca alla madre che poi ha portato il più grande al pronto soccorso dove sono state scongiurate fratture. I miei figli erano sotto shock, tremanti, l'altro figlio che aveva ricevuto queste percosse era piegato a metà, si è sentito dire di tornare a casa, quindi non c'è stata quell'azione di assistenza che dovrebbe essere portata avanti da chi volontario dovrebbe tutelare l'incolumità dei presenti, tanto più dei ragazzini. La donna ha subito interpellato e ricevuto risposta dalla sindaca Mirella Bagliana. Nelle scorse ore la denuncia in caserma dai carabinieri. Poteva andare peggio, racconta il sedicenne, forse salvato dalla sua tempra di atleta che al primo posto ha messo gli affetti. Me la sono vista brutta e ho preferito prendermi io tutti i pugni, essendo che sono più grande, piuttosto che mio fratellino più piccolo e quindi questo è riuscito a farmi tenere bello aggrappato e saldo in modo che mio fratello non ne prendesse.